sapete tutti quanti, decidemmo di supportare l'iniziativa della lista Insieme per Mastrosanti, la mozione nella quale si chiedeva al sindaco Spalletta di intraprendere tutte le iniziative per dire no al trasferimento del reparto di oncologia da Frascati a Marino. Non serve quindi che ci dilunghiamo nei meandri della conferenza dei servizi della regione e i sindaci, ma quello che a noi interessa dire è che il sindaco Spalletta, supportato dalla sua ibrida maggioranza Partito Democratico, NCD, Frascati a sinistra, ha votato sì al trasferimento del reparto di oncologia da Frascati a Marino. Cioè c'è una carenza di informazione, un cortocircuito informativo, per cui noi abbiamo preso sulla stampa di una serie di dichiarazioni di amministratori locali e non rispetto a questo fatto, quando il Consiglio Comunale di Frascati è stato, perlomeno nella sede dell'opposizione, completamente tenuto all'oscuro di una serie di scelte che il sindaco andava a configurare direttamente o tramite i suoi delegati in una conferenza dei sindaci. Questo è un fatto politico grave che segna un punto che tocca la collettività in un servizio centrale ed essenziale, al di là di quelli che possono essere poi gli aspetti politici, guardate, su quali io credo che prevalga l'esigenza veramente dell'attenzione rispetto ai temi superiori della salute, rispetto agli aspetti che possono riguardare anche l'interfaccia Frascati Marino. Lasciamo perdere questi aspetti, guardiamo la sostanza dei fatti. La sostanza dei fatti è che questa amministrazione ha bellamente ignorato un impegno politico contratto con tutte le opposizioni e ha poi effettuato una serie di scelte a ripercussione sull'utenza, sulla cittadinanza, di nuovo in splendido isolati. Come sapete tutti quanti, decidemmo di supportare l'iniziativa della lista Insieme per Mastrosanti, la mozione nella quale si chiedeva al sindaco Spalletta di intraprendere tutte le iniziative per dire no al trasferimento del reparto di oncologia da Frascati a Marino. Non serve quindi che ci dilunghiamo nei meandri della conferenza dei servizi della regione e i sindaci, ma quello che a noi interessa dire è che il sindaco Spalletta, supportato dalla sua ibrida maggioranza Partito Democratico, NCD, Frascati a sinistra, ha votato sì al trasferimento del reparto di oncologia da Frascati a Marino. Il dettaglio del piano aziendale prevede nel piano aziendale 3 ospedali che si occuperanno di oncologia, quindi il nuovo Policlinico dei Castelli, che ad oggi non si sa quando aprirà, e 2 SPOC, una ad Anzio e una a Marino, chiudendo